Oggi l'attenzione si è fortemente spostata sui cambiamenti climatici e su tutti i provvedimenti che sotto il cappello europeo dovremo adottare per rispondere a un contesto fortemente mutato e in continua evoluzione come quello attuale, dove potremo riscontrare come la filiera, con un grande lavoro di rete, sia stata in grado di attrezzarsi adeguatamente per affrontare le sfide che si sono via via presentate. Le testimonianze nel convegno provengono dal mondo delle utility, dai produttori di tecnologie, dagli istituti di ricerca e dalle pubbliche amministrazioni. Intendono dare strumenti operativi e indicazioni di policy per operare con ancora più efficienza e produttività in questo complesso settore. La notevole accelerazione del comparto ha avuto certamente la forte spinta iniziale dalla regolazione, ma è proprio il lavoro sinergico di filiera che ha trovato le risorse culturali per colmare il gap che scontava nei confronti di altri segmenti, come quello energetico, per esempio. Tutti i contributi portati al convegno, messi insieme, hanno realizzato una chiara fotografia del paese per quanto concerne la gestione idrica ed il clima, anticipando i temi che i gestori dovranno affrontare nei prossimi mesi estivi, certamente i più problematici se facciamo riferimento alle ultime stagioni. Sono molto contento oggi di essere qui ospite nella sede di Livenza Tagliamento Acque a rappresentare l'associazione e a presentare questo convegno di altissimo livello che vede schierati 4 professori universitari di due università diverse, rappresentanti della Regione Veneto, rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia e molti colleghi presidenti delle società che gestiscono i servizi pubblici in questi due territori. Credo che questo sia un momento molto importante per il territorio di riferimento e credo anche che i temi trattati, quindi le autostrade dell'acqua, quindi il problema della gestione delle risorse idriche, sia assolutamente di attualità in un momento in cui i cambiamenti climatici stanno provocando tutta una serie di eventi di difficile gestione. Oggi è una giornata sicuramente importante perché questi convegni organizzati con Conservizi Veneto e Friuli Venezia Giulia nella nostra sede, quindi abbiamo anche l'onore di ospitare questo convegno, sono convegni importanti perché lanciano dei messaggi. I messaggi sono soprattutto di programmazione per il futuro, sono anche di una visione, di una politica futura di queste aziende di servizi. Ma il tema di oggi è acqua come autostrada, acqua che percorre dei percorsi che sono di interconnessione tra il Veneto e il Friuli, che sono interconnessione tra territori che da un punto di vista amministrativo sono vicini ma divisi. Questo è il messaggio che oggi lanciamo è che esistono delle forze che ci fanno lavorare in una sovrastruttura e in un ambiente che è superiore, in un areale che è superiore rispetto all'areale amministrativo. Questa è la forza nostra e di Conservizi. Oggi è una giornata estremamente importante, un convegno posto proprio a cavallo tra il Friuli e il Veneto. Siamo appunto nella sede di LTA e dove oggi si parla di autostrade dell'acqua. L'acqua è un bene prezioso, un bene che in questi giorni se ne sente parlare perché ne abbiamo tanta, ma in altre occasioni ci lamentiamo per la scarsità. E oggi è un giorno in cui si affrontano con degli interventi estremamente importanti. Abbiamo dei professori dell'Università di Padova e il professore dell'Università di Udine, oltre che delle testimonianze di aziende che portano avanti il tema della resilienza, il tema appunto della possibilità di superare questi momenti di criticità, sia nel senso di averne troppa sia di averne poca. Credo che sia un momento importante. Abbiamo anche con noi in questa sede, che è assolutamente bella e ospitale, abbiamo anche la partecipazione di studenti dell'Università di Padova che anche così toccano con mano come poi quando usciranno dall'università affronteranno da loro come le sfide che la tipologia di esperienze che oggi vedono potrà essere certamente utile.
Martedì 21 maggio la sede di Sesto Arregena di Livenza Tagliamento Acque ha ospitato il convegno Le autostrade dell'acqua, come affrontare le sfide del cambiamento climatico, organizzato da Conf Servizi Veneto e Friuli Venezia Giulia con il contributo di LTA. Conf Servizi Veneto è nata nel 1972 ed associa le imprese di gestione dei servizi, di proprietà degli enti locali e a capitale pubblico-privato, nell'area territoriale del Veneto. L'associazione coordina e promuove lo sviluppo delle imprese di gestione dei servizi locali e favorisce lo scambio di conoscenze ed esperienze, realizza studi, elabora proposte di legge regionali, provvedimenti amministrativi, dati economici e statistici e collabora con le altre associazioni regionali. Il 20 aprile 2023 l'Assemblea straordinaria di Conf Servizi Veneto ha deliberato, con l'approvazione del nuovo statuto, la variazione di ragione sociale, assumendo la nuova denominazione Conf Servizi Veneto Friuli Venezia Giulia. Una decisione maturata grazie alla pluriennale collaborazione con aziende venete operanti nel territorio friulano e volta a dare la giusta rilevanza alla crescente richiesta di rappresentatività da parte delle imprese nel vicino Friuli Venezia Giulia. Il Veneto è dotato di una infrastruttura regionale, il modello strutturale degli acquedotti del Veneto, appunto, che rappresenta una sorta di rete autostradale utilizzabile e potenzialmente molto utile per lo sviluppo degli investimenti e delle infrastrutture che si rendono necessarie anche e soprattutto ora in previsione di un cambiamento climatico, quindi come una misura di adeguamento alle sfide che l'ambiente ci farà per i prossimi decenni. I gestori del servizio idrico integrato possono utilmente contribuire allo sviluppo di questa infrastruttura, sono competenti, hanno le conoscenze che servono per trasformare le potenzialità in effettiva utilità di quest'opera. Riteniamo che nel futuro la loro compartecipazione a un progetto, a una visione d'insieme possa essere essenzialmente molto utile per dare a quest'opera, che ha già impegnato molte risorse, l'utilità che si merita e di cui tutto il territorio ha bisogno. Il master plan degli acquedotti della regione Friuli Venezia Giulia è realizzato dai gestori riuniti nella rete Smart Water Management, è il modello che ci consentirà di traguardare i nostri obiettivi per la gestione del servizio idrico al 2031, 2041 e 2051. Abbiamo pensato di creare questo strumento perché è necessario creare delle interconnessioni su territori che storicamente erano separati tra di loro, ma che nell'evoluzione del cambiamento climatico, demografico, industriale e del nostro territorio hanno necessità di mettersi a fattor comune, di connettersi per avere una resilienza del sistema. Non avremo necessità di ulteriori approvvigionamenti idrici, ma di salvaguardare quelli esistenti e di creare connessione tra territori in modo da mettere in sicurezza questo servizio anche nel 2051. Oggi ho voluto essere fortemente qui presente a questo convegno organizzato da Confservizi Veneto Friuli e da LTA. Questo perché? Perché anche la politica deve ascoltare ed essere presente in questi tavoli tecnici, perché da qui possono sorgere spunti importanti a livello poi legislativo. E quindi un convegno che poi vede anche la presenza di studenti. Questo è un fatto molto distintivo, perché mette in correlazione ciò che è lo studio e poi la pratica e le problematiche che si manifestano nel nostro territorio. Parlare di acqua ormai è diventato un argomento, diciamo, fondamentale e non lo si deve sottovalutare sotto nessun aspetto. Questo perché l'acqua, anche se in queste giornate magari emergenziali non lo si percepisce, ma va preservata. E questi cambiamenti climatici, che ormai sono sulla bocca di tutti, non vanno sottovalutati, come ho detto, ma valutati, perché poi il nostro futuro dipende da quello che seminiamo oggi.
Uno dei temi di maggior criticità che il settore idrico e della salvaguardia ambientale oggi deve affrontare è il cambiamento climatico. Esso costringe gli operatori a muoversi consapevolmente attraverso azioni supportate da una nuova visione del problema, con un approccio in grado di integrare le migliori soluzioni tecnologiche e di processo al fine di garantire la massima sicurezza idrica e ambientale. Stiamo assistendo a livello nazionale a periodi di pioggia intensa alternati a cicli di siccità, variazioni che influenzano direttamente il flusso dei fiumi e le autostrade dell'acqua. Inoltre, in alcune regioni, proprio come il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, le criticità aumentano per il livello del mare che minaccia zone costiere e pianure alluvionali o per il rapido scioglimento dei ghiacciai nelle regioni montuose, che altera la morfologia dei fiumi influenzando la qualità dell'acqua stessa, con un evidente impatto sulle infrastrutture idriche e quindi sulla sicurezza delle comunità e degli ecosistemi. L'evento ha affrontato dunque il tema con un approccio sistemico, multidisciplinare e avanzato, approfondendo processi, finanziamenti e regolazione, avanzando proposte da sottoporre ai decisori istituzionali. I numerosi esperti presenti hanno fatto ben comprendere che solo una gestione integrata e collaborativa delle autostrade dell'acqua potrà garantire un futuro sicuro e sostenibile alle generazioni presenti e future. In Italia abbiamo certamente acqua per tutti. Il problema è che la risorsa non è ben gestita. Non è ben gestita e per farlo bisogna fare degli investimenti e c'è necessità di infrastrutture. Quali infrastrutture? Certamente le casse espansione sono state un'utile soluzione per quanto riguarda il controllo delle piene. Però noi abbiamo un depauperamento della risorsa di falda legato a un intenso sfruttamento. Io credo che dovremmo rivolgersi sinceramente a una gestione integrata di bacini di dimensioni più considerevoli, d'accordo, connessi con un'infrastruttura che permetta di gestire quelle che sono possibili mancanze da una parte o quell'altra. Senza investimenti però una politica che prevede un miglioramento nel futuro credo che faremo poca strada e piangeremo sempre l'ultima piena o l'ultima siccità. In questo mondo sempre più complesso, dove in particolare anche i servizi idrici stanno assumendo complessità crescenti, pensate alla realizzazione dei master plan degli acquedotti del Veneto, del Friuli Venezia Giulia. Una tematica fondamentale è capire quanto sia resiliente una rete, prima e dopo gli interventi, o un sistema di reti, e quanto sia anche vulnerabile, per esempio, rispetto a episodi derivanti da cambiamento climatico oppure attacchi intenzionali. Pensiamo ai cyber attacchi tipo virus informatici che possono intaccare i sistemi. Oggi abbiamo parlato di una metodologia nuova, che è basata sulla scienza delle reti, una tecnica che nasce circa 20 anni fa, per arrivare a quantificare in maniera oggettiva questi parametri, quindi in particolare la ridondanza, la robustezza dei sistemi, che quantificano quindi la resilienza rispetto per esempio al fatto che un tubo, un sistema di sollevamento, un serbatoio vengano messi fuori servizio da un evento climatico estremo, e poi la vulnerabilità dei sistemi dal punto di vista qualitativo, per esempio l'attitudine a propagare sostanze inquinanti all'interno delle reti. Abbiamo visto quindi come esistono delle metodologie avanzate che si basano sulla scienza delle reti, la network science, che permettono di quantificare oggettivamente questi parametri e permettono quindi di creare un ordine anche di priorità di vari sistemi e quindi individuare una gerarchia sugli interventi di adeguamento e potenziamento. Abbiamo mostrato come con l'utilizzazione dei più recenti modelli climatici sia possibile riuscire a quantificare le variazioni nelle precipitazioni intense nei nostri territori, tenendo conto dell'orografia e dei principali processi atmosferici. Queste informazioni potrebbero essere estremamente importanti per la progettazione delle opere e per la gestione del territorio.